Programmazione regionale del Veneto sui fondi europei POR-FESR per il 2018 e 2019. È stato aggiornato a metà aprile 2018 il cronoprogramma relativo ai fondi europei a valere sul programma POR-FESR della Regione Veneto. Vediamo quali saranno i prossimi bandi di agevolazioni previsti per i prossimi mesi. Nel corso del primo semestre 2018 verrà pubblicato un bando per il sostegno agli investimenti innovativi nel sistema ricettivo turistico e in particolare sarà un bando destinato alle zone montane. Nel secondo semestre 2018 avremo come bandi per il turismo un bando per l'attivazione di imprese anche complementari al settore turistico tradizionale e poi un bando per investimenti innovativi nel sistema ricettivo turistico. Per il commercio avremo poi invece il bando sugli aiuti per gli investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale. Questo è un bando che nella scorsa edizione ha avuto molto interesse. Nel primo semestre 2019 avremo i bandi per la ricerca e sviluppo ed in particolare il bando per l'impiego di ricercatori presso le aziende, il bando per l'acquisto di servizi per l'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale per le imprese, bando che ritengo sia opportuno tenere d'occhio, e un bando per l'attività collaborativa di ricerca e sviluppo destinato alle aggregazioni di imprese. Avremo poi un bando destinato alle start-up per il supporto alla nascita di nuove imprese. Ed infine un bando molto richiesto nella edizione precedente e legato alla manifattura per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale. Sempre nel primo semestre 2019 avremo i bandi legati all'export e in particolare il bando per i progetti di promozione dell'export destinati a imprese e loro forme aggregate ed il bando incentivi all'acquisto di servizi di supporto all'internazionalizzazione in favore delle PMI. E infine verrà pubblicato sempre nel primo semestre 2019 il bando per il sostegno al riposizionamento competitivo di distretti e reti.